e pertanto dobbiamo liberare il salone, dobbiamo liberarlo per dare la possibilità agli altri di poter continuare. È una conferenza organizzata dal Comité di Zurigo, pertanto c'è qui il Presidente del Comité, Luciano Albani, lo saluto, lo salutiamo noi tutti, non ti darò la parola Luciano, altrimenti qui non finiamo più, poi sarà chiedi a fine mattinata, quando abbiamo terminato i lavori, quando sono terminati i gruppi di lavoro, perché vi spiegheranno com'è che procederemo. Io vi do solamente alcune informazioni di carattere, diciamo, organizzativo, poi starà dicendo. Allora, anticipo dicendovi, presentandovi il dottor Vito Meloni in fondo, poi dopo il dottor Meloni c'è il dottor Canonico, subito dopo il professor Sergio Soggiu, e poi qui sulla mia destra il Presidente della Federazione Antonio Mura, e poi ci sono io che sono il Vicepresidente del Circolo di Zurigo. Il Vicepresidente del Circolo di Zurigo. Comunque, avremo occasione poi, durante la giornata avremo occasione di presentarci. Allora, come che inizieremo? Poi vi darò alcune informazioni. Molto brevemente noi, questo è Lucia, che non sente, sordo, che non parla di investimento. Bisogna dire qualcuno di voi che lo tenga, che lo dico con tutto il rispetto, che ditele Mario e compagnia bella che stia un po' rumoroso. Allora, noi molto brevemente in mattinata faremo 2 gruppi di lavoro, si organizzeranno 2 gruppi di lavoro, ma sarete voi poi a spiegare ancora meglio, un gruppo con i seniores e un gruppo con i giovani, con i juniores, ci sarà. Poi vedremo. Poi questi 2 gruppi di lavoro, il gruppo più numeroso resterà in quest'aula, l'altro gruppo si riunirà in un'altra aula che abbiamo qui accanto, e poi ci rincontreremo tutti e tireremo un po' le somme, faremo il punto della situazione, verso la 1 noi abbiamo programmato di finire i lavori, pertanto c'è un buffet che abbiamo organizzato, non dovete andare a casa a cucinare, abbiamo dei prodotti prevalentemente tipici della Sardegna e il tutto procede in questo modo qui. Adesso interverrà, ci sarà il saluto del Presidente, subito dopo il saluto del Presidente interverrà il professor Meloni, e poi il professor Soggiu, poi Leonardo Canonico, e poi ci sarà, per ultimo interverrà, diciamo, come che si può dire, l'user principale, non è vero? L'attore principale di questo progetto che vi stiamo proponendo. Allora,